La pioggia non ha arrestato la loro determinazione. Muniti di ombrello, con passeggini al seguito e cani al guinzaglio, tutti in marcia per dire a Brugnaro: adesso basta brutture, vogliamo bellezza. Lunedì alle 12 l'incontro al municipio di Mestre. Un piano strategico e vorremmo delle risposte immediate. Dopodiché abbiamo il giorno 24 con il Consiglio, la 7ª commissione, ordine del giorno quartiere Pertini. Quartiere Pertini a Mestre, letteralmente rattoppato in ogni dove di cartelli antidegrado. Quando mi chiedono dove abiti, io cerco di svincolare alla fine di via Visuola o cose del genere, perché un po', diciamo, non mi vanto, ecco. Qui c'è la residente aggredita e picchiata selvaggiamente nel suo appartamento perché si è lamentata del degrado appena fuori casa. Una lotta continua. Ho fatto una denuncia perché mi hanno preso a botte qua in casa mia. Si vive sotto assedio di criminali, rapinatori, spacciatori, con case libere murate per evitare vengano occupate e anziani costretti a pagare anche per gli abusivi. L'amministratore Poretta non sa niente, cosa vuoi che sappia? Non sa niente. Di queste robe qua no. E voi quanto spendete? Tanto, 540 da affitto, quasi 550. Le case occupate, loro non hanno le chiavette, perciò abbandonano tutti i rifiuti per terra, per la strada, non avendo le chiavette. Bruciano i cassonetti, cioè un via vai insomma. Commercianti che con la marcia in corso nel pieno dell'attività rivelano di confidare molto nell'incontro di lunedì prossimo. Serve più sicurezza, servono più controlli, più attenzioni da parte del comune. Speriamo bene che si riesce a far concludere qualcosa. Però se il quartiere fosse tenuto meglio, forse lavoreremo anche di più.